Mancano 22 giorni all'appuntamento referendario e l'elettorato dovrà esprimersi, come al solito, su un quesito molto complesso. In sintesi però si chiede che vengano ridotte ad una le preferenze da esprimere nelle elezioni della Camera. Da questa sera inizia una rubrica in cui chiederemo agli esponenti politici locali di ogni partito, ben si intende, l'indicazione di voto del proprio gruppo. Questa sera la volta di Maurizio Perissinotto dei Verdi Arcobaleno. Con lui Andrea Galletti. Il 9 giugno l'elettorato italiano sarà chiamato alle urne per il referendum sulla scheda elettorale. Qui con noi Maurizio Perissinotto dei Verdi Arcobaleno per indicarci la posizione del suo partito. Sì, i Verdi, la Federazione di Verdi, proprio in questi giorni si sono pronunciate ufficialmente per il sì, perché crediamo che questo referendum sia un piccolo passo in avanti verso una riforma che in qualche modo impedisca lo strapotere dei partiti. Ecco, chi si oppone a questo referendum, e sembrano siano molti, afferma che è un piccolo cavillo che non influirà molto, addirittura invitano all'astensione. Lei cosa ne pensa? Ecco, io vorrei che chi mi ascoltasse facesse una piccola riflessione, cioè non esiste luogo in Italia dove non si critichi i partiti, questo sistema dei partiti. Ecco, non a caso chi è contro e demonizza il referendum è proprio Craxi e i socialisti da un lato e Andreotti e una parte della Democrazia Cristiana, cioè i due partiti che di più dimostrano l'attaccamento al potere, i partiti che ci governano da 45 anni. Ecco, credo che per fare un dispiacere a questi due signori, questi due rappresentanti di questa partitocrazia da tutti criticata, sia proprio andare a votare il 9 giugno. Ridurre dalle 4 preferenze consentite attualmente a una preferenza sola. Qual è l'importanza allora? Ecco, l'importanza è per due motivi. La prima perché si evitano le cordate, e cioè se chi così dimostra l'attaccamento al leader locale si mette in cordata insieme, di fatto viene eletto insieme al capolista. Queste 4 preferenze inoltre sembra che consentano un sistema di controllo per cui il voto non è più segreto. Certo, perché esiste un meccanismo tale, basta un piccolo calcolo matematico per controllare proprio quel sistema che dicevo prima delle cordate, cioè dei numeri messi insieme per controllare addirittura i settori, ma proprio in maniera anche molto molto precisa, che poi votano quei candidati e magari altri no. Concludendo, la vostra indicazione per il 9 giugno? Ecco, l'indicazione è criticate i partiti, benissimo. Potete modificare questo stato di cose un pochino il 9 giugno, per cui andate a votare e votate sì.